L'iniziativa per il daner complain vuol midare il sistema attuale da daners. Ella pretende principalmente che mopli la Banca Nazionale dasce creare nuovi daners. La fina mira dell'iniziativa è quella di impedir crisi finanziarie e da proteggere i daners della clientela, dalle banche. Ma come vengono insomma creati daners? I da due sorti di daners bluts e daners virtuals. Se vus giais per daners al bancomat, transformais vus ils daners virtuals electronics da vos conto en daners bluts. Ils daners bluts vengono messi in circolazione tras la Banca Nazionale. La clara majorità dels daners existents en daners virtuals. Daners virtuals resulten che bancas daten credits. Per crear daners virtuals, con dar credits, dati oz diversas restricziuns. Trantrauter tras la politica da chains della Banca Nazionale e tras differentes prescripziuns giuridicas. Las bancas poner mo crear novs daners, che interpresas e chasadas domondan insumma credits. Se l'iniziativa venis acceptada, venis franca in la Constituzione che tut ils daners ston venir creats dalla Banca Nazionale, quaifis il sistem duce numnats daners complaints. Las bancas da facenta na daschassen pia becpli crear daners virtuals. Per dar credits na daschassen las bancas ultra da quai becpli duvrar ils daners dals contos da salari, uscia fissen quest daners protegits en cas che la banca fages concurs. E la finala pretende l'iniziativa che la Banca Nazionale mettia in circolazione novs daners senza far debits. Quai vuol dir, se la volesse augmentar la quantità de daners, stuesse la reparter ils daners directamain alla Confederazione, als cantuns o alla popolazione. En il sistema actual mette la Banca Nazionale in circolazione novs daners sur las bancas. Quai faela per exempel con comprar devises dallas bancas. La Banca Nazionale survegn pia adina in a contravalur per novs daners. Il comité argumentescha che l'iniziativa per il daner complain procuria che tant ils daners bluts sco ils daners electronics consistian adina da francs svizzers segirs. Ils daners vegnissen numnadamein mess in circolazione mo pli dalla Banca Nazionale en l'interess dall'entir pajais. Il provvedimento dell'economia con credits fis garantì, con quai che la Banca Nazionale pudesse conceder ervin avant en prests allas bancas. La Banca Nazionale impedì uscia tant streccias per ils credits sco in surabundanza da daners, e la Svizzera fis proteggida meglier contra crises finanzialas. Per il comité d'iniziativa garantescha il sistema de daners compliance che ils daners electronics saien uscesse girs sco daners bluts en il tresor, quai saia una base stabila per l'economia. Ord vista del Cussegl Federal e dal Parlament riscias la Svizzera dentant in experiment che fis unics in l'entir mund cun introducir in sistem de daners compliance. In sistem de daners compliance ne ultra da quai na gina garantia contra crises finanzialas. Ils ultims ons alla Confederazione prendi autras mesires en causa. La protezione dels deposits è vegnida extendida per la clientela da banca e las bancas relevantes per il sistem ston tegnair da pli agent capital. Ultra da quai restringes l'iniziativa senza basein la facenta principale dallas bancas ed ella indeblis la posizione dalla Plazza de Finanzas Svizzera. E la Banca Nazionale pudes venir exponida ad in squitch politic de stuair finanziar incumbenses dal maun public, sia incarica da procurar per in svilup stabil dels precs fis da mai periclitada. Per quests motivs recomandan il Cussegl Federal ed il Parlament de refusar l'iniziativa.